deputato nazionale del gruppo misto, ex Movimento 5 Stelle, l'agrigentino Michele Sodano, è impegnato in diverse iniziative parlamentari, da ultimo un'interrogazione nell'ambito del rischio chiusura di migliaia di emittenti televisive locali in tutta Italia, a fronte, a breve, del transito del nuovo digitale terrestre. Questa è una battaglia che reputo veramente, eticamente giusta. Sono tutte azioni quelle che sto facendo per cercare di salvaguardare queste piccole emittenti locali che il governo in tutti i modi sta cercando di smantellare, di distruggere. È un percorso già che dura da circa 10 anni. A favore poi di chi lo scopriremo strada facendo. Però prima di tutto occorre anche ricordare perché sono importanti queste TV locali. Non è solamente per gli interessi delle aziende, che pure naturalmente hanno decine e decine di lavoratori al proprio interno che devono essere in qualche modo preservati, però anche il ruolo della TV locale è quella della pluralità di informazione, è fondamentale per un territorio, perché la TV locale è quella in cui un cittadino può denunciare un disservizio in un determinato territorio, è quella in cui il cittadino può conoscere i candidati di una campagna elettorale, è quello spazio in cui si può dare luce alle tante realtà virtuose di un territorio, in cui gli stessi commercianti possono farsi della pubblicità. Ecco, oggi spegnerle, che è il tentativo disastroso del nostro governo, è un atto che limita fortemente prima di tutto il cittadino, perché cosa succederà nel futuro e perché si sta smantellando la TV piccola? Per dare sempre più spazio ai grandi gruppi industriali che prenderanno il monopolio di tutte le frequenze, e quindi succederà che l'informazione verrà direttamente calata dall'alto, senza appunto dare lo spazio nei territori per potersi confrontare e per poter fare tutte le cose che abbiamo detto prima. C'è un interesse di questo tipo, quindi monopolizzare l'informazione, e poi c'è un interesse economico, che è appunto quello di avvantaggiare grandi gruppi industriali che già hanno avuto milioni di risarcimenti durante anche la stessa fase Covid, mentre i piccoli proprietari di emittenti televisive non hanno avuto neanche una risorsa e continuano, e bisogna dirlo, ad andare avanti con grandissima difficoltà. Ecco, quindi io faccio anche un appello ai cittadini per capire quando sia importante anche per loro fare in modo che nei territori ci sia Teleacras, ci sia TVA, ci sia Telestudio 98, perché sono degli apparati fondamentali per poter vivere bene nel proprio territorio, consci che anche un'informazione locale è fondamentale.